Avrebbe raggiunto un'adesione che supera il 70% lo sciopero dei medici indetto in Veneto nelle giornate di ieri e oggi. 7 medici di base su 10, in poche parole, mai così tanti negli ultimi 15 anni. Lo sciopero monta in seguito all'interruzione della trattativa con l'assessore alla sanità Luca Coletto sull'attuazione del piano sociosanitario regionale. I medici chiedono quindi delle risposte da parte della regione su quanto concerne le regole delle medicine di gruppo integrate, la mancanza di cure palliative 24 ore su 24, il ricorso a medici privati nelle case di riposo e negli ospedali di comunità e per ultimo il fascicolo sanitario elettronico. Garantire la continuità terapeutica è però fondamentale e in determinati casi, come in quello di questi giorni, si può assicurare la continuità anche in mancanza di prescrizione medica. È possibile soprattutto mantenere i livelli terapeutici, mantenere l'aderenza alla terapia, quindi le terapie in corso per i pazienti cronici in particolare, secondo il decreto ministeriale 31 marzo 2008, presentando al farmacista o una documentazione firmata dal medico di base o attestante la patologia in corso per la quale si è rimasti sprovvisti del farmaco appunto, oppure documentando con una ricetta che fosse già presente in farmacia la terapia cronica, o ancora esibendo una ricetta che sia anche scaduta in emergenza ma da non più di 30 giorni. La farmacia in questo modo non vuole assolutamente sostituire il medico curante, la farmacia non prescrive il farmaco, la farmacia supporta il paziente sul territorio per garantire la continuità, l'ottimale aderenza alla terapia che non può essere interrotta in questo periodo.